perché comunque un paio di gol ci siamo mangiati tranquillamente per chiudere la partita e poi sono saliti comunque loro, perché comunque la Pisana è una bella squadra, stava al completo. Rammarico sono sti 2 punti perché comunque si poteva anche vincere, però le partite non si possono vincere tutte, quindi ci rifaremo alla prossima e Cottini c'è, quindi ci mancavano pure un paio di giocatori, anche questo bisogna dirlo, pure fondamentali. E vediamo alla prossima, dai, io sono sempre soddisfatto, comunque la serie positiva continua, quindi non si è fermata. E niente, faccio i complimenti ai ragazzi miei, i complimenti alla Pisana e vediamo. Sì, la forza di questa squadra diciamo, è anche il gruppo, perché comunque abbiamo fatto un bel gruppo, quindi quando ci sono le assenze comunque abbiamo sempre una panchina di massimo rispetto che sembra una panchina titolare, quindi io ti dico la verità, sono molto fiducioso, quindi andiamo avanti così senza problemi, ci può stare il pareggio, ci può stare una sconfitta, come le vittorie, quindi la serie positiva facciamola continuare e vediamo. Complimenti, in bocca al lupo al presidente Francesco.